all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Siamo alunni dell'Istituto Comprensivo Capuana Pardo e frequentiamo la scuola primaria San Giovanni Bosco, che si trova nella piccola borgata marinara di Marinella di Selinunte, nella provincia di Trapani. Marinella si affaccia sul Mar Mediterraneo, sotto lo sguardo attento e protettivo dei templi di Selinunte. La maggior parte dei nostri genitori esercita con devozione e amore la professione del pescatore, nonostante le difficoltà e i pericoli che si affrontano nel mare. Un mare che affascina, ma che allo stesso tempo incute paura e rispetto. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio giorno, non si guardò neppure il turno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva o sete o fame. Il pescatore di Favara Dorotea. Mani sciupate, visi sofferti dal duro lavoro, alleviato dallo sguardo fiero di quel fanciullo che con ansia aspetta il suo eroe in punta al porto. Marinaio che orgoglioso mostri il frutto di quei sacrifici. Notate, tutto per quell'istante, per quello sguardo, per quel saluto. Ciao papà, cos'hai pescato? Il mestiere del pescatore ha origini molto antiche e si tramanda da generazione in generazione. Da un'indagine che abbiamo fatto su di loro è emerso che qualcuno che in passato esercitava un altro mestiere ha scelto di ritornare a fare il pescatore per rimanere legato alla tradizione e in contatto con la natura. Ci siamo resi conto delle difficoltà del duro lavoro che affrontano i nostri genitori, le nottate a bordo di barche piccole soggette alle intemperie e al freddo, al vento e grandi mareggiate. Sai raccontarci qualcosa sui riti scaramantici dei pescatori? La Madonna di Selinunte, che si trova lì vicino al barbiere per la Madonnina, che gli facciamo la festa ogni anno, non è di qui, e quella è una Madonna di Gibelman. Gibelman si trova sopra Cefalù, una montagna sopra Cefalù c'è questa Madonna. E allora venivano qui a Selinunte per la grossa quantitativa di acciughe e sardine e magazzini di salare questo prodotto. Quelli di Cefalù, Porticello, del Memerese, da quelle parti venivano a pescare qui con queste barche, venivano sempre a remi. E allora ognuno di noi, i pescatori, hanno sempre un piccolo amuletto per portare fortuna conservato sotto la prua, sotto la poppa, in qualche posto lo tenevano. E allora che è successo? Quando poi magari la barca ci andava male a pescare, che questi pescavano qui a Selinunte, ci andava male a pescare, la prima cosa che facevano, quando magari la prima volta prendevano i delfini, li rompevano le reti, le cose, se la prendevano con l'amuletto, la guardavano, lo buttavano a mare, era una cosa così. Allora la mia nonna mi raccontò che questa Madonna di Gibelman è stata trovata all'incirca 50 metri lì, del mare lì dove c'è il molo, che spicchiava tutto. Mio nonno si è levato i pantaloni, ha toffato e l'ha preso e l'ha portato a terra e l'ha messo lì all'ambiente dove si trova adesso. Però questa storia, questa Madonna di Gibelman a trovarsi qui c'è un perché, perché quelle barche di Cefalù del Memerese, si vede che qualche barca l'aveva sotto la prua. Andata male qualche volta, hanno preso delfini, romperci la rete, hanno fatto tante cose. Qualche marinaio si è arrabbiato perché poi mio nonno mi raccontava a mia nonna che c'erano 2 o 3 barche di Cefalù. E allora poi sono scomparse, hanno armato il remi e sono andate via. Si vede che si erano arrabbiati, hanno buttato quella cosa a mare e sono andate via, sono spariti. O che non prendevano niente, si rompevano le rete con le delfine, con le cose, perché allora c'era questa usanza, questa cosa. Va bene, io la so così, ma l'ha raccontata mia nonna mentre era viva, proprio a me l'ha raccontata. Ora poi sono andato a vedere che la Madonna è veramente di Gibelman, era la verità. Poi non lo so. Borgata nacque come un agglomerato di case in cui vivevano meno di una decina di famiglie di pescatori che fecero della pesca la loro principale fonte di sostentamento.
La flotta era rappresentata da piccole imbarcazioni a remi e vela e il pescato, oltre a sfamare gli abitanti della cittadina, veniva utilizzato come merce di scambio per poter godere di altri generi alimentari prodotti nel territorio limitrofo. Da qui si ebbe un incremento della flotta peschereccia, che si specializzò sempre più nella pesca della sardina, utilizzando dapprima il sistema da pesca con la tratta o menaide e successivamente il cianciolo. Ancora oggi a Marinella la pesca del pesce azzurro viene praticata utilizzando le antiche tecniche della menaide e del cianciolo, le quali negli anni hanno acquisito una meccanizzazione delle attrezzature di pesca come le imbarcazioni a motore, i verricelli elettrici, gli ecoscandagli e le lampade a gasolio, che hanno alleggerito non poco la dura e sacrificata vita dei pescatori, pur mantenendo un'attività di pesca ecosostenibile e altamente selettiva del pescato. La pesca con la lampara e cianciolo è la vera pesca dei professionisti del mare per la cattura del pesce azzurro quali sardine, acciughe, sgombri e sauri. Tale sistema di pesca è basato su reti a circuizione che operano su banchi di pesce artificialmente formati mediante attrazione luminosa. Questa tipologia di pesca, da sempre praticata nei nostri mari, richiede uno spirito di sacrificio non indifferente da parte di uomini capaci di fronteggiare un lavoro che si svolge di notte. Dal racconto dei nostri genitori e dalle ricerche effettuate, si tratta di un lavoro che richiede la collaborazione di diverse barche e persone. L'imbarcazione necessitava di lampare a petrolio, oggi sostituite con lampare a gasolio per illuminare il mare, le reti, 2 lance ed una barca chiamata staccia. Questa serve a tirare attraverso una cima la barca principale durante la messa a bordo della rete, in modo che questa non finisca sulla rete stessa. I pescatori sistemavano le lampare controllando che tutto funzionasse, spingevano le barche in acqua e salpavano creando, di notte, un corteo luminoso che rischiarava il mare come una fila di lucciole. Essi spostavano le barche a remi e, con la sola forza delle braccia, raggiungevano il punto più adatto per la pesca. Altro metodo di pesca sono le volanti, che rappresentano una distinta categoria di reti da traino pelagiche, impiegate per la cattura del pesce azzurro in alternativa alle reti a circuizione. Le volanti vengono utilizzate lungo la zona costiera del Catanese, nel Golfo di Patti, Messina e nell'area di Marinella di Selinunte. Le barche che seguono questo tipo di pesca sono di piccola e media dimensione e praticano la pesca artigianale. Circa 40 anni fa, quasi tutte le barche della marineria di Selinunte utilizzavano questo tipo di attrezzatura da pesca, mentre oggi solo 4 o 5 imbarcazioni che pescano le sardine con la menaide e quasi esclusivamente nel periodo estivo. Questo tipo di reti hanno pochi piombi nel lato inferiore e molti sugheri nel lato superiore, in modo da non toccare il fondale. I banchi di sardine e acciughe si spostano lungo la colonna di acqua in prossimità della superficie, vanno incontro alla menaide che a sua volta viene spostata dalle correnti. Incontrando la rete, i pesci rimangono intrappolati a livello degli opercoli branchiali e non riescono a sfuggire. Nel momento dello smaglio, essi dissanguinano, conferendo alle carni una colorazione e una consistenza diversa da quello pescato con altri metodi, dando al pescato delle caratteristiche organolettiche migliori in quanto le carni risultano più chiare e più delicate al palato. Inoltre, in questo modo avviene una selezione naturale della taglia del pescato, grazie alla dimensione dell'apertura della maglia, ritenendo questo un tipo di pesca ecosostenibile.
I marinai, tornando dalle battute di pesca, avevano la consuetudine di assaporare le gustose carni delle sardine sulla spiaggia dello Scarro, dove venivano tirate a secco le imbarcazioni, infilzando il prelibato pesce negli spiti. Bastoncini appuntiti ricavate dalle piante di canna che si trovano sul litorale. Per mantenere viva la tradizione, i pescatori ripropongono ogni anno la sagra delle sarde di Selinunte per dare a tutti la possibilità di conoscere e degustare lo spito di sarde.